La polesana Valeria Mantovan, nuova assessora regionale all'istruzione e al lavoro, il veneziano Lucas Pavanetto, capogruppo di Fratelli d'Italia. Nel totonomine, dopo l'elezione all'Europarlamento di Elena Donazzan e Daniele Polato, l'accordo tra il presidente della regione Zaia e la premier Meloni sarebbe stato raggiunto. Decisivo un incontro nella capitale che avrebbe sbloccato l'impasse delle ultime settimane. Nulla ancora di ufficiale. Zaia aveva detto che per Ferragosto si sarebbe sciolta la riserva. Martedì è in programma la prossima riunione di giunta che forse potrebbe vedere la nomina della sindaca di Portoviro, ma siamo nel campo delle ipotesi. La diretta interessata dice di non sapere ancora nulla e che ogni commento al momento è prematuro. Di ipotesi fantasiose parla Lucas Pavanetto. Sono ricostruzioni, secondo me, che possono avere anche una logica all'interno dei partiti, però in questo momento quello che leggo per me è pura fantasia, nel senso che la premier Meloni insieme al presidente Zaia decideranno il nome del nuovo assessore che sostituirà Elena Donazzan, volata in Europa, e solo loro due decideranno questo. Naturalmente sentito il coordinatore regionale del Veneto, che è il senatore Luca De Carlo, e quindi noi aspettiamo questa nomina che dovrebbe arrivare la prossima settimana. E sulla questione del capogruppo, Pavanetto tiene a precisare che non si tratta di nomina. Il capogruppo è eletto tra i consiglieri regionali, quindi all'interno del gruppo consiliare, quindi anche per rispetto di questi non è una nomina, ma è un'elezione interna che può avere sicuramente delle logiche di equilibri e quant'altro, però dall'altra parte, ripeto, spetta ai consiglieri regionali.